scusate, parliamo in apertura di indipendenza del Veneto, arrivare quanto prima a una consultazione ufficiale per l'indipendenza del Veneto, approvando il progetto di legge regionale 342, poi organizzando il referendum su tutto il territorio, riunendo tutte le sigle che portano avanti la medesima volontà. È nato con questo primo obiettivo il Comitato Veneto Indipendente, presentato quest'oggi nella sede del Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini a Venezia dal presidente palmarino Zoccatelli. Sentiamolo. Quello di arrivare, diciamo, a un referendum ufficiale, diciamo così. Finora sono state fatte iniziative di associazioni, diciamo, private con consultazioni referendarie online oppure la raccolta firme ai banchetti fatte dalla Lega. Il nostro obiettivo invece è di arrivare a un referendum che sia approvato dal Consiglio regionale, approvando il progetto di legge regionale che già è depositato e già è stato discusso ed è in discussione, quindi quello è l'obiettivo primario, quindi di arrivare a una legge regionale o comunque un impegno della regione a indire un referendum. Quindi riteniamo che questa sia la via maestra. Poi se vedremo come andrà, insomma, noi siamo convinti che oggi il clima sia molto favorevole, quindi anche da parte dei consiglieri regionali dubbiosi. Credo che oggi sia il clima molto diverso, soprattutto proprio anche alla luce, diciamo, di quelle che sono state le raccolte firme, i referendi online che dimostrano come la popolazione veneta sia a stragrande maggioranza a favore dell'indipendenza. A noi ci impegneremo per unirle le forze, non per dividerle. Il fatto di aver coinvolto in questo comitato anche la Lega Nord per noi è importante, perché lo si voglia o no, oggi nel Veneto rappresenta molti comuni, rappresenta la regione stessa, un governatore della Lega, quindi riteniamo che l'impegno di esponenti della Lega nel nostro comitato sia fondamentale per proprio dare ampio respiro alle iniziative. Noi stiamo collaborando con tutti, abbiamo collaborato anche con il referendum online, con Plebiscito, abbiamo collaborato con altri gruppi venetisti, stiamo collaborando. L'intento di unire ovviamente c'è, dopo è chiaro che le scelte sono libere, quindi noi non andiamo a forzare nessuno, però questo del comitato di essere aperto a tutti e di unire le forze ovviamente rimane l'obiettivo prioritario. E adesso la cronaca dal Padovano. Sulla carta erano dei capannoni ad uso agricolo e un locale